Nei giorni scorsi il presidente del Veneto, Luca Zaia, si è arrabbiato un pochettino. Una turista venuta qua in provincia di Belluno se l'è presa pubblicamente con Rocca Pietore. Siete semplicemente indegni e indecenti. A 3 mesi dalla frana e devastazione pensate solo a prendere i soldi del parcheggio. L'ho sempre detto, voi altri veneti, pensate a Ciaparskei. Canyon chiuso e alberi sulle strade lasciati a ramengo. Popolazione di lazzaroni e assistenzialisti. Luogo comune sul Veneto, Cristian. Proprio esatto. Piegate la schiena a lavorare che vivete di questo e rendete il paradiso in cui state un inferno. Merde! No, secondo me era un francesismo, ha detto merde. Vabbè, mileso merde. Quindi noi abbiamo risposto con l'autoironia che caratterizza il Veneto e i veneti. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una canzoncina così per sdrammatizzare l'argomento. Siamo venuti qua a Rocca Pietore. Oggi il Veneto imbruttito si trasforma nei Mon Amour. Cristian, Andreas, guardate qua. La base è quella dell'italiano di Toto Cutugno, però l'abbiamo fatta nostra, vai. Lasciami sistemare con la me pala in mano, Lasciami lavorare. Scusate. Che danni qua ne abbiamo. Aspetta, sindaco, salve. tutto post maligno e prepotente. C'è anche il nostro presidente. E anche il sindaco non riesce a capire perché la va in montagna e non al mare. La regione è così splendente E questo posto sta così ignorante perché la gente non ha visto che in 3 mesi si cade assai paesi bellunesi. signora è una poemia, sparar monade sulla terra mia, sabiendo man. Eccola. L'aspetto a darne a man. C'è il ritornello qua un pochino. Lasciami sistemare Con la me pala in mano, lasciami sistemare la me terra piano piano. lasciami lavorare, lo faccio con amore perché son del posto. Go e Veneto nel cuore. Col Veneto Senza voce, ragazzi. vai in seconda strofa. Ti pensa aspetta che risponda a se vegnu forana da onda. Con la disgrazia che si è capita, Mancava solo sta polemica qua. questi si sa preparare. Per cui smettemolo sto battibecco. La vegna qua che bevemo un prosecco. Ma non le dica Lazzaroni che se no t'aggiranno i maroni. Dai, vediamo a Rocca Pietore Pietore, con i saluti del governatore. Se no viene mia la staga pura. staga sul casa sua. E i bellunesi sono stati bravissimi, degli eroi autentici. Voglio solo ricordarvi che c'è 28.000 ettari del bosco che non c'è più, circa 14 milioni di tronchi. Se qualcuno vuole un tronco si faccia vivo. E anche la signora, mi raccomando. Un tronco anche per lei.